Terza sconfitta consecutiva per il Marsala Calcio 1912 in occasione della sesta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Gli azzurri, ieri in campo con la maglia arancio, sul neutro del Nino Vaccara di Masara del Vallo, perdono 1-0 contro il San Giorgio Piana, che con il minimo sforzo ha ottenuto il massimo risultato. Decisiva l'ennesima disattenzione su calcio d'angolo che al 20° minuto permette agli ospiti di realizzare il gol da 3 punti con un tiro di Capitan Chinnici, fortunato nel trovare la deviazione di Mangiaracina che spiazza Furnari. Con Mamone, Bonfratello e Box per infortunio e meo squalificato, mister Bruccoleri recupera dal primo minuto Capitan Genesio, Isaia e Malzeo, entrambi rientranti dopo le squalifiche. Dopo una prima fase di studio, al 6° minuto la prima conclusione del San Giorgio Piana sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bell'inserimento di Scalisi che cerca un Eurogol colpendo a volo di tacco, attento e ben posizionato Furnari. Al 16° minuto Marsala vicinissimo al vantaggio, fraseggio in aria dei difensori ospiti che pressati appoggiano la sfera al proprio portiere, rinvio errato di Lamin e lo grande di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da buonissima posizione. Al 19° su una buona azione costruita da San Giorgio Piana sull'out di destra, Capitan Genesio è bravo ad anticipare di testa l'ex azzurro Balistreri, ben appostato per concludere a rete. Un minuto dopo il vantaggio degli ospiti, corner battuto corto, Balistreri con esperienza controlla tra 5 giocatori del Marsala, appoggia indietro per Capitan Chinnici che calcia con il mancino verso l'angolo basso alla sinistra di Furnari. Mangiaracina sulla traiettoria tocca involontariamente la sfera che cambia direzione e finisce a rete. Esultanza sugli spalti da parte dei sostenitori giunti da Piana degli albanesi e sconforto tra gli oltre 200 sostenitori azzurri giunti invece da Marsala. Al 23° Balistreri fa un'ottima sponda per Maltese che controlla bene, trova la coordinazione per calciare senza però trovare lo specchio della porta. Prima del riposo 2 interessanti azioni costruite dai ragazzi di mister Bruccoleri. Al 32° Isaia su cross di Mazzeo controlla di petto e si lascia andare giù in area di rigore sulla chiusura attenta di cintura. I marsalesi recriminano per un presunto fallo ma l'arbitro lascia giocare. Un minuto dopo ancora un affondo sull'out di sinistra, questa volta è Lo Grande che mette nel mezzo. Martorana controlla, vince un paio di rimpalli e trova lo spazio per andare al tiro. La conclusione mancina da buona posizione termina ampiamente alta sulla traversa. Dopo un minuto di recupero il signor Giuseppe Pecora di Messina decreta la fine del primo tempo. Nella ripresa la prima conclusione del San Giorgio Piana. Dopo appena 60 secondi su un bell'assist di Maltese, Bonamason prova una conclusione utilizzando un classico colpo da futsal, tiro di punta, attento Furnari a coprire sul primo palo e a deviare in angolo. Al 51° Mangiaracina si libera bene in aria su una verticalizzazione di Genesio, ma la sua conclusione mancina è debole ed imprecisa. Al 56° occasionissima per il Marsala, su un perfetto cross di Angileri, Troncoso tutto solo si coordina per colpire di testa, ma clamorosamente non centra lo specchio della porta. Un errore che alla fine si rivelerà decisivo per l'esito del match. Al 64° Petrucci ci prova direttamente su calcio di punizione, la sua conclusione potente si infrange sulla barriera. Alla mezz'ora, con gli azzurri proiettati in avanti alla ricerca del pali, il San Giorgio Piano orchestra un bel contropiede. Liga si libera bene a centrocampo, ottima apertura per l'accorrente maltese che mette nel mezzo per Balistreri. Da 2 passi trova il gol l'ex attaccante azzurro, ma l'arbitro segnala la posizione di offside proprio del numero 9, lasciando in gola il grido di gioia da parte dei tifosi ma anche dello staff del San Giorgio Piana. Nel finale da segnalare un'altra conclusione nel Marsala con Mangiaracina, bravo dopo aver ricevuto da Troncoso a convergere verso il centro dell'area e a calciare. Lamin respinge e nessun giocatore in maglia arancio si avventa sulla palla e l'azione sfuma. Il Marsala perde ancora una volta nonostante abbia tenuto testa all'avversario di turno e deve fare mea culpa per l'ennesima disattenzione su calcio piazzato a difesa schierata e per i troppi errori sotto porta. I punti in classifica certamente non rispecchiano le prestazioni sfoderate dai ragazzi di mister Bruccoleri che in queste prime 6 giornate hanno tenuto bene il campo, hanno ricevuto complimenti dagli avversari, ma tutto ciò non basta e bisogna iniziare ad essere più cinici già dalla prossima trasferta contro il Castelbuono.